Salve a tutti, vediamo ora come risolvere un sistema lineare di tre equazioni in tre incognite. Ecco il sistema. Se uno volesse usare il metodo di eliminazione o riduzione, dovrebbe avere i coefficienti di ben due tra le tre incognite che sono opposti, eventualmente moltiplicando le equazioni, però non è così facile che accada, oppure anche se non accade magari si riesce a eliminare una delle tre incognite, però bisogna vedere a che cosa porta. Secondo me in questo caso è meglio procedere col metodo di sostituzione, quindi esprimere una delle tre incognite in base alle altre e inserirla nelle altre due equazioni. Come sempre scegliamo di isolare lì dove abbiamo il coefficiente più basso, quindi qui che abbiamo meno 1 che moltiplica x. Ok, facciamo quindi qui isoliamo x dalla seconda equazione e anche faccio così che meno x lo porto a destra, così diventa più x. Allora qui a sinistra abbiamo 3y meno 4z, questo meno 6 va a sinistra e diventa più 6, e questo è uguale a x, però magari scrivo x è uguale a questo. Ecco, abbiamo espresso, nella seconda equazione abbiamo espresso x. Questa espressione per x la inseriamo nella prima e nella terza equazione, quindi adesso guardiamo soltanto la prima e la terza, per non scrivere tanto. Qui abbiamo 4x, quindi 4 per questa espressione, 3y meno 4z più 6, e abbiamo scritto qui 4x, dobbiamo ricopiare meno 9y più 6z è uguale a 28. Qui abbiamo meno 3x, meno 3 che moltiplica questa espressione, 3y meno 4z più 6, poi abbiamo più 4y più 8z è uguale a meno 28. Adesso abbiamo un sistema di due equazioni in due incognite, y e z, comunque dobbiamo ancora qua, dobbiamo moltiplicare. Allora moltiplichiamo con 4, 12y meno 16z più 24, poi abbiamo qua da ricopiare meno 9y più 6z è uguale a 28, qua moltiplichiamo con meno 3, meno 9y più 12z meno 18, poi dobbiamo ricopiare più 4y più 8z è uguale a meno 28. Dobbiamo ancora riordinare, cioè sommare e riordinare. 12y meno 9y è 3y, meno 16z più 6z è meno 10z, e poi magari porto dall'altra parte tutti i termini costanti. Questo più 24 va dall'altra parte, diventa meno 24, 28 meno 24 è 4, meno 9y più 4y meno 5y, 12z più 8z è più 20z, porto dall'altra parte meno 18 diventa più 18, 18 meno 28 è meno 10, e finalmente ho trovato un sistema di due equazioni lineari in due incognite scritto in forma standard, quindi si può applicare uno qualsiasi dei metodi per risolverlo. In questo caso specifico vedo che qui ho meno 10 e qui più 20 per lo z, allora mi conviene usare il metodo di riduzione o eliminazione, e quindi moltiplico questa equazione con 2, così qui avrò meno 20 e qui più 20. Allora 6y meno 20z è uguale 8.
quest'altra la ricopio, meno 5y più 20 z è uguale meno 10, e adesso posso sommare queste due equazioni. 6y meno 5y è un y, quindi posso scrivere semplicemente y, qua meno 20z più 20z si eliminano, 8 meno 10 fa meno 2, abbiamo già trovato che y è uguale a meno 2. Allora, adesso guardiamo ancora questo sistema di due equazioni con due incognite. Dobbiamo trovare la z. Possiamo usare una qualsiasi di queste equazioni. Diciamo che potremmo utilizzare questa ancora non moltiplicata. 3y meno 10z è uguale 4. Allora, 3y è 3 per meno 2 è meno 6. Meno 10z è uguale 4. Adesso porto il 4 a sinistra, meno 6 meno 4 è meno 10 è uguale, questo lo porto, meno 10z lo porto a destra, diventa 10z, devo dividere con 10 e quindi trovo che z è meno 10 fratto 10, quindi z è meno 1. Quindi ho risolto almeno questo sistema di due equazioni con due incognite. Devo trovare ancora quella x che avevo sostituito all'inizio, ma adesso è facile, lo uso qui, da questa espressione per la x. X è uguale 3y, allora 3 per meno 2 fa meno 6, meno 4z, meno 4 per meno 1 fa più 4, poi abbiamo ancora più 6, questo meno 6 va via con più 6, e allora ho trovato 4. Quindi ho trovato tutte e tre le incognite. X è 4, y è meno 2 e z è meno 1. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.